Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di questo nuovissimo game. Come potete ben vedere ci troviamo all'interno di Watch Dogs, proprio nel menu principale, e quest'oggi inizieremo una nuova campagna proprio all'interno di questo splendido game. Allora, la spunta già di continua partita già è disponibile, come potete ben notare in alto, proprio perché ho iniziato una partita proprio per testare le qualità grafiche di questo gioco, accompagnate al mio registratore personale, e il gioco va abbastanza bene. Quindi avevo intenzione di iniziare una nuova partita in modo tale da farvi vedere decisamente la trama e poi vedere un po' se trattare tutte le missioni principali oppure trattare la maggior parte delle missioni secondarie e così via, proprio perché ho visto che è un gioco abbastanza corposo. Allora, vediamo di iniziare una nuova partita. Ovviamente sovrascriveremo il salvataggio precedente, ma era un salvataggio di prova, ragazzi. Avrò giocato sì e no 5 minuti, 10 minuti per testare un po' la qualità video. Allora, vediamo di confermare. È un gioco davvero molto particolare. Ho testato anche un po' i tasti e mi sono ambientato abbastanza subito, però sicuramente devo ancora fare un po' di pratica con tutte le particolari definizioni delle abilità e così via. Comunque godiamoci l'intro, ragazzi, il filmato iniziale, e vediamo un po' dove si presenta il nostro personaggio e sicuramente come si articolerà la nostra storia. La città di ambientazione la sapete benissimo, è sicuramente la città di Chicago, una città moderna accompagnata anche da un'ottima tecnologia, la quale sarà sicuramente sfruttata dal nostro personaggio per i suoi scopi. Quindi vediamo un po' quello che accade. Città di Chicago, probabilmente nelle prime ore del mattino, addirittura della sera, non si capisce bene perché il tempo è un pochettino nuvoloso. Eccola qui, la Merlow Bank, una banca sicuramente frequentata dai più grandi ricchi della città, e il nostro personaggio a quanto pare si ritrova un po' nascosto sotto la sua grande bandana e un po' mimetizzato tra la folla. Eccolo qua, vediamo un pochettino. Sono nell'atrio del Merlot. Bene, Aiden, ci siamo. Sto entrando. Ma guarda, un cloud di dati pieno di segreti e bugie. Devo solo allungare la mano, arrendami, ed è mio. È nostro. Concentrati. Hanno un bel sistema di sicurezza. Quanto abbiamo? 100.000 in 30 secondi. Dio benedica i ricchi e i famosi. Siamo i prestigiatori di oggi. Facciamo sparire nel nulla i conti bancari. Ma ti pare il caso? Chi è stato? Ma guarda, qualcun altro vuole entrare. Diamo un'occhiata. Niente da fare, segui il piano, Damian. Prosciuga i conti e filiamocela. Vivi l'avventura. Abbi fede nel tuo mentore. È scattato l'allarme. Vediamo perché. Ci sono quasi. Io chiudo tutto. Non toccare niente. Ma questo che cazzo? Dobbiamo chiudere. Non abbiamo finito. Aiutami. Damian, è finita. Maurice, Sì? tocca a te. Abbiamo trovato gli hacker del Merlot. Tu penserai ad Aiden Pierce. Fallo fuori. Colpisci la famiglia se serve. Lo stronzo ha finito di giocare. La famiglia? È un problema? No, li spaventerò. Non sentirai più parlare di lui.
davvero? Chi ha dato l'ordine? Ti prego. Te l'ho detto. Non lo so. Lo sai. La famiglia? È un problema? No. Li spaventerò. Non sentirai più parlare di lui. Beh, che ne dici, Chris? Mi hai spaventato! Facevo il mio lavoro. Non lo sapevo. Dimmi con chi era il telefono. Voglio il nome. Non me l'hanno dato. Allora te lo dico io. Lena. Lena Pierce. Sei fuori. Non sapevo nulla della bambina. Non sarebbe dovuto succedere. Io che ci rifletti molto bene. Pensa. Ascolta. Anche se sapessi il nome, non te lo direi mai. Quella gente. Girano delle voci, non hai idea di cosa possono farti. Devi andartene via. Vattene. A volte non puoi andare. Per favore! Per favore! Chi ha dato l'ordine? Ho parlato con lui al telefono e mi ha detto dove trovarti, non so nient'altro, te lo giuro. Allora, eccoci qua. Allora, Parker Square deve essere appunto uno stadio. Spara a Maurice, vediamo un pochettino. Olè, pistola scarica. Attenzione. Eccolo, attenzione che parte con una mazza da baseball. Meno male che il nostro amico ha i riflessi pronti. Con il manganello, appunto, con le scosse elettriche probabilmente. Atterrato. E benvenuti ragazzi finalmente su Watch Dogs. Mi dispiace di aver caricato quindi il primo video dopo circa 5-6 giorni, però volevo avere modo di testarlo come meglio potevo. E eccoci qua. Allora abbiamo la possibilità addirittura di hackerare tutto quello che è disponibile nella stanza. Medicine importantissime, un componente chimico. Procediamo, addirittura una piccola zona per hackerare, una chiave di sistema. Più avanti vedremo a che cosa serve. Attenzione, apri. Cosa abbiamo trovato? $640 da queste parti. Non c'è più nulla. Fantastico, vediamo di hackerare il telefonino del nostro grande Maurice. Non posso fuggire più. Non ce la fa. Quel cazzo di Aiden Pierce. Ho ucciso sua nipote, non smette di inseguirmi. Ma che cazzo è? Che cosa devo fare? Non si fermerà mai. Non devo fermarmi. Bene ragazzi, vediamo di procedere. Se non avete capito ancora bene la storia, adesso la capirete tra qualche secondo. Intanto raggiungeremo immediatamente la nostra zona. Maurice, che ti prende, vecchio stronzo? Eccolo. Deve essere appunto il complice del nostro amico, ma probabilmente... Dice a me. Ops, eccolo qua. Ti lascio un paio di minuti. Dammi le pallone. Il nostro piccolo Jackie Chan. Accettate. Cosa? Hai detto che l'avresti ucciso? Ti avevo detto di tenerle, Jordi. Ma dove ti eri cacciato? Io ero al telefono. Hai saputo ciò che volevi da Maurice? Mi prendi per il culo. Sistemiamo questo casino. E basta fare l'artista. Ehi, va bene tutto, ma mi deludi, Pierce. Cioè, non cogli la bellezza dello scontro fra bande che sto creando. Odio fare le cose a metà. Portiamolo via. No, è tardi. Fine dell'8º, Chicago avanti, la partita sta per finire e Chicago. non c'è più tempo. Aia. Bel colpo. Ah. Allora non vuoi sapere proprio nulla della mia telefonata. Va bene, ok, dimmi della telefonata. Grazie della domanda. Ok, abbiamo un bel po' di cadaveri, no? E 40.000 persone sopra di noi. Serviva un diversivo. Ho chiamato gli sbirri. Non ci credo. Oh sì, invece è vero. Così arrivano gli agenti e subito dopo anche gli amici di Maurice. Bang, 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 bang. Jordi, dimmi che scherzi. No, no, ho chiamato anche loro. Dai, una bella sparatoria a fine partita ci sta tutta. Così noi due passiamo inosservati. E domani mi ringrazierai. Bene, che agenti puntuali. Ci penso io, tu prendi Maurice e portalo via. Maurice, chi sono? Il tuo autista? Ha sparato lui. Glielo farò pagare. Bene. Ah, merda. Allora, finalmente in gioco. Polizia di Chicago!
Allora, ecco la polizia, ragazzi. Allora, vediamo un pochettino. Con questi tasti possiamo uscire direttamente dai ripari o addirittura nasconderci a distanza, come potete notare. Eccoci. 45 metri è il nostro obiettivo, al di sopra ovviamente di questo piano. Allora, due agenti della polizia davanti a noi, eccoli, che tentano appunto di fare il loro dovere. Vediamo se possiamo scappare da questa zona. Attenzione, ragazzi, dobbiamo riuscire. Eccolo, attenzione, altro bersaglio dietro di noi. Attenzione, vediamo se riusciamo a procedere. Mamma mia, ottimo lavoro. Accompagniamo il nostro personaggio vicino a questo muro, in modo tale da essere più coperti, e procediamo. Allora, saliamo al piano di sopra, ragazzi. È un gioco davvero spettacolare, quindi vediamo di giocarlo insieme. Non so sicuramente se farò tutte le missioni primarie, magari come mi avete detto farò qualche missione secondaria, anzi forse probabilmente la maggior parte. Comunque fatemi sapere voi se volete vedere interamente la storia o addirittura una buona parte delle missioni secondarie o addirittura attività free roaming per l'intera città. Allora, per me ovviamente è identico, il divertimento è uguale, comunque la storia la porterò avanti. Vediamo un po'. Attivare il profiler. Il profiler è una specie di sistema di hackeraggio che permette di riconoscere tutto il flusso di dati. Potete vedere la telecamera al di sopra di noi. Se attiviamo il nostro tastino nel nostro cellulare per hackerare, possiamo collegarci alla telecamera che abbiamo davanti, addirittura fare uno scambio di segnali tra le varie telecamere, come potete notare. E quindi possiamo addirittura attivare il piccolo generatore di corrente che aprirà la nostra porta. Notiamo anche i gradi degli agenti, veterani, scagnozzi, abbiamo tutte le informazioni disponibili ed ecco che la porta è aperta. Allora, nascondiamoci e attenzione, vediamo. Allora, perfetto. Il nostro personaggio è anche in grado di creare, tramite alcuni componenti elettronici che notiamo nell'ambiente circostante, delle esche o addirittura altri elementi. Date un'occhiata. Per esempio, i nostri componenti elettronici possono essere utilizzati per creare delle esche, per spostare le guardie da un lato all'altro, un po' alla Hitman, ragazzi. Quindi chiudiamo la ruota delle armi e lanciamo la nostra bella... lanciamola proprio qui, la nostra bella esca dall'altra parte. Attenzione, carichiamo e olè. Birdie Highwood, sospettato di corruzione, ovviamente appartenente al distretto di polizia di Chicago. Vediamo di allontanarci, ragazzi, attenzione. Procediamo dall'altra parte, perfetto. Lasciamo l'angolo e saliamo al di sopra delle scale. Allora, mi ricorda un po' Hitman Absolution questo gioco, però sicuramente è molto più legato all'ambito tecnologico. Signore. Oh no. Che stronzata è? Non ho fatto niente. Allora, vediamo se possiamo rilevare qualche elemento particolare con il nostro profiler. Allora, per rilevare possibili ricompense per il nostro hacking, vediamo un po' una telecamera là in alto. Vediamo se invece possiamo fuggire dall'altra parte, perché questa zona non mi sembra sicura. Andiamocene, troppe guardie, troppa polizia. No, devo riuscire, ragazzi, a stare calmo. Eccoci qua, mettiamoci dall'altra parte. Allora, finalmente, attenzione, qui c'è addirittura un bancomat. Non possiamo prelevare un bel nulla. Ed eccoci arrivati. Allora, vediamo. Bad Boy 17 è una specie di chiamata incognita dal nostro supervisore. Su tutto lo stadio. Non volevi che la stampa smettesse di parlare del giustiziere. È tutto collegato al CTOS tramite un firewall. Senti, devo uscire dallo stadio. Cerca il punto d'accesso più vicino. La stanza accanto. Ma ti serve qualcuno autorizzato all'accesso? Mi ricorda un po' Matrix, questa sorta di guida al di fuori del game che ci aiuta a risolvere i problemi. Allora, abbiamo davanti a noi due guardie della polizia e al di sopra una telecamera. Vediamo se riusciamo a scambiare il segnale e a arrivare a un punto adatto da scoprire il nostro codice. Vediamo un po'. Ecco la nostra guardia segnalata, livello medio di accesso allo stadio. Deve essere appunto Gomez, ovvero il proprietario di questa zona. Vediamo di rubare il suo codice e riuscire a entrare nella nostra stanza. Allora, vediamo un pochettino. Mi sa che siamo riusciti... Ah, giusto, dimenticavo. Dovevo andare nella parte superiore, eccoci qua, e dovevo hackerare qua il sistema, perfetto. E siamo al piano inferiore, adesso possiamo sovraccaricare il generatore e far saltare in aria tutto lo stadio. Quindi possiamo addirittura causare il blackout con la nostra abilità del fai da te. Vediamo se possiamo farlo immediatamente. Blackout pronto, ragazzi. 3, 2, 1... Tutto sovraccaricato, perfetto. Adesso sicuramente avremo molta più possibilità di muoverci. Mi ricordo un po' Splinter Cell, Pandaria, Tomorrow o anche qualcosa del genere, dove l'ombra era la nostra amica. Allora,
Attenzione ragazzi alle luci, vediamo di muoverci. Spostiamoci dall'altra parte. Le guardie, come dire, sono un pochettino stralunate in questo momento di tensione, caos. La corsa acrobatica ricorda un po' il vecchio Assassin's Creed, però a quanto pare possiamo imitarlo. Ed eccoci arrivati all'uscita finalmente. Amen. Vediamo un pochettino. Ah, ok, sbarriamo la porta con la mazza da baseball. Fantastico. E questa deve essere l'altra uscita. Dove sei, Jordi? Sono andato. Sono allergico agli sbirri e anche a Maurice. Tranquillo, ti ho lasciato un regalo. L'amico di un mio amico vende auto usate. Nel garage di fronte ti aspetta una pera bellissima. Fantastico. Prendila se ti piace. Fa come ti pare. Io vado. Mi trovo ragazzi un po' in difficoltà a guidare in questo gioco. Non so perché, ma non lo so, mi trovo un pochettino bloccato a guidare. Intanto quando la polizia ti cerca dobbiamo uscire necessariamente dal cerchio, attenzione, dal cerchio grigio che potete vedere nella mappa, per riuscire a fuggire. Attenzione, vediamo di nasconderci un attimo. Allora, attenzione. Allora, la macchina che ci aspetta è dall'altra parte, quindi vediamo di raggiungerla. La polizia sta cercando di dare un'occhiata qui intorno, ma probabilmente non ci sta. Ah, eccola, eccola, eccola. No, 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 andiamocene via. Via, 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 via. Meno male, nell'ombra, nascondiamoci nell'ombra. Allora, a quanto pare stiamo procedendo verso la pizzeria. Ok. Allora, intrufoliamoci nel quartiere e cerchiamo di prendere la nostra macchina. Allora, deve essere appunto qui dentro. Eccola qua, una bella Mitsubishi rossa. Pronti? Allora, vi faccio vedere una cosa che... Eccola qua, questa è sicuramente la guida. Vi faccio vedere una cosa interessante. A differenza degli altri free roaming, come per esempio Watch Dogs, potete notare che è possibile spegnere l'autovettura in questo modo. Date un'occhiata. E riuscire a scomparire dalla circolazione. Però per adesso vediamo di ripartire. Le macchine potete vedere che hanno anche un certo tempo di attesa. Oh, eccoci, potete vedere che sono proprio negato a guidare in questo gioco. Ci ho provato un paio di volte. Attenzione. Ops. Allora, vediamo di procedere. A quanto pare questa è la visuale che più preferisco, perché le altre sono a dir poco impossibili. Intanto vediamo di scendere da questa di salire da questa parte e andarcene via da questa zona. Allora, riuscire a scappare alla polizia, ragazzi, è quasi impossibile, quindi dobbiamo riuscire a diminuire il livello di sospetto come meglio possiamo. Allora, vediamo se possiamo superare il posto di blocco. Mamma mia, attenzione. Vediamo di procedere. Purtroppo l'audio del gioco io non ce l'ho molto alto, perché col registratore che sto utilizzando l'audio è davvero molto basso. Però sicuramente voi lo sentite discreto l'audio. Quindi attenzione. Mamma mia, sicuramente ci saranno diversi poliziotti da queste parti. Vediamo se possiamo accelerare a tutta forza dall'altra parte. Attenzione, eccoli, 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 eccoli. Usciti appunto in mare aperto. Ah, questa zona è chiusa, maledizione. Vediamo di andarcene. Ops, abbiamo distrutto. Ecco il cerchio in grigio, ragazzi. Potete vedere che dobbiamo uscire proprio da quest'area. Attenzione, ancora si procede con la nostra grande Mitsubishi rossa. Vediamo un po', la nostra trazione anteriore ci aiuta e fuga riuscita. Allora, con questa fuga siamo riusciti a ottenere 200 punti in più. Il nostro nascondiglio è a circa 1,5 km, perfetto. E vediamo di riuscire a raggiungerlo. Allora, vediamo un pochettino. E ancora, ragazzi, ve l'ho detto, ho giocato circa 10 minuti a questo gioco. Ah, attenzione. Con lui non funziona. Devo entrargli nella testa. Catturato dal senso di colpa. Gli darò un paio di giorni. Si ammorbidi l'accetto. Bene, perfetto, questo sono il sistema delle mappe e del GPS. Comunque io procederò quasi sempre, ragazzi, con questo trasporto classico e tradizionale. Allora, vediamo di andare in avanti. Come vi ho detto, ho giocato pochissimo a questo gioco, appena 10 minuti, e solo per provare la qualità video, e quindi conoscevo solo questa prima parte, ma adesso ci lanceremo insieme in tutta la missione principale, diciamo. Allora, vediamo un po' di andare in avanti. Oh, maledizione. Niente, ci stanno distruggendo la macchina. Allora, vediamo di andare da questa parte. La città di Chicago di notte è davvero fantastica, non c'è appunto un'anima viva. Eccola qui, rispetto ovviamente al giorno. Vediamo se possiamo passare una bella, eccola qui, una bella Chevrolet degli anni 60. Meno male che i semafori per adesso sono tutti verdi. Siamo riusciti a scamparcela. Ed eccoci arrivati al loro motel, ragazzi, Lowell, eccolo qui. Vediamo un pochettino il gufo. Mamma mia. Vediamo un po', vediamo di parcheggiare la nostra bella auto. Olè, eccoci arrivati. Allora, vediamo di raggiungere il piano superiore. Ok, vediamo di procedere da quella parte. Là ci sono le scale. E raggiungiamo la nostra stanza di hotel e vediamo se possiamo ragionare un pochettino. Allora, eccola lì, sul primo piano. Perfetto. Ha vinto una crociera. Davvero, si sanno tutti i pettegolezzi con questo telefonino. Lo vorremmo avere tutti. Le hanno fatto causa addirittura. Vediamo un po'. Come si chiama questa signora? Gerard Giada, case manager. Età 28 anni. Mamma mia, 28 anni, già così anziana nel volto. Allora, eccoci arrivati. La nostra stanza, il nostro nascondiglio, la nostra tana. Vediamo un po'.
Intanto diamo un'occhiata. Mi raccomando voi ragazzi, fatemi sapere come al solito la qualità video, se è corretta, perfetta.